Carissimi amici, riprende questa sera il ciclo quaresimale della cattedra di San Giusto che quest'anno ha come tema la persona di Gesù Cristo. Crescere nella conoscenza del mistero di Cristo racchiude tutto il significato cristiano della Quaresima. Essa è infatti un cammino verso l'incontro con Gesù, perché, come afferma San Paolo nella lettera ai Filippesi, io possa conoscere Lui, la potenza della sua risurrezione, la comunione alle sue sofferenze, facendomi conforme alla sua morte, nella speranza di giungere alla risurrezione dei morti. Un'antica espressione cristiana definisce Gesù con queste parole: il desiderato di tutte le genti, et veniet desideratus cunctis gentibus. Tutti gli uomini lo hanno desiderato, tutti gli uomini vivono nel desiderio di Lui e lo desidereranno fino alla fine del mondo, perché il Padre Celeste ama, pensa, vuole ciascun uomo, quindi anche ciascuno di noi, pensando, volendo e amando suo Figlio Gesù Cristo. Questa sera abbiamo una grande fortuna. Abbiamo tra noi il Cardinal Carlo Caffarra, arcivescovo di Bologna, che ci darà una catechesi su Gesù Cristo, vero Dio e vero uomo. E lo ringrazio sentitamente di cuore, anche a nome di tutti voi, per il prezioso e qualificato servizio che ha voluto rendere alla nostra Chiesa tergestina e anche a questa nostra bella città. Sappiamo che con l'incarnazione del Figlio di Dio si è compiuto l'incontro della natura divina con la natura umana nell'unico e medesimo soggetto, la persona divina del Verbo eterno di Dio. Cristo è l'incontro, non teorico, non astratto, ma storico, concreto, tra Dio e l'uomo. È la verità dogmatica che Gesù il Cristo è vero Dio e vero uomo, compendia tutta la fede dei cristiani. Di qui si capisce anche perché i padri del Concilio Vaticano II hanno posto la seguente luminosissima verità al centro della loro riflessione sull'incontro tra Dio e l'uomo. In realtà, affermano, solamente nel mistero del Verbo incarnato trova vera luce il mistero dell'uomo. Gaudium et Spes, numero 22. E nello stendere quel testo, i padri conciliari, molto probabilmente, lasciatemelo pensare, si saranno ricordati di quanto aveva scritto Pascal, un grande filosofo francese del XVII secolo. Scriveva Pascal: Gesù Cristo è l'oggetto di tutto, è il centro a cui tutto tende. Chi lo conosce, conosce la ragione di tutte le cose. Cara Eminenza, ancora grazie per quello che con sapienza spirituale ci dirà di Gesù, consentendoci di crescere nella conoscenza del suo mistero di salvezza, di gioia e di pace. Carissima Eccellenza, carissimi Monsignore, grazie Eccellenza di avermi data questa duplice possibilità, prima di ritornare a Trieste, e per tante ragioni a Trieste si viene sempre volentieri, almeno quando non tira la bora.
Infatti questa mattina mi sono un po' spaventato perché nelle previsioni meteorologiche diceva forti venti di Boro oggi a Trieste, mi dico ci siamo. E grazie dunque per vivere questo forte momento di riflessione, anche a voi carissimi amici, di essere venuti così anche numerosi. Mi sia consentito di iniziare con un testo di Dostoevskij. Dice: su Cristo potete discutere, non essere d'accordo. Tutte queste discussioni sono possibili e il mondo è pieno di esse e a lungo ancora ne sarà pieno. Ma io e voi, Siatov, sappiamo che sono tutte sciocchezze, che Cristo, in quanto solo uomo, non è Salvatore e fonte di vita, e che la pace per l'uomo, la fonte della vita e la salvezza dalla disperazione per tutti gli uomini, la condizione sine qua non e la garanzia per l'intero universo si racchiudono nelle parole «Il Verbo si è fatto carne» e nella fede in queste parole. Questo testo del grande pensatore russo ci conducono subito al nodo della riflessione di questa sera. Esso può essere stretto nelle seguenti proposizioni. Essere cristiani significa ritenere vere le seguenti due affermazioni. Il Verbo si è fatto carne e venne ad abitare in mezzo a noi. Essere cristiani significa ritenere che questo evento narrato da questa proposizione è la fonte della vita e la salvezza dalla disperazione per tutti gli uomini. Essere cristiani significa porsi in un rapporto reale, non solo commemorativo, non solo imitativo, con quell'avvenimento. La nostra riflessione, allora, cari amici, vi chiede questa sera uno sforzo di concentrazione in senso letterale. Non staremo a riflettere sulla periferia del cristianesimo, anche se essa ha tratti di una grandezza unica, quale per esempio la rilevanza culturale che la proposta cristiana ha avuto sulla formazione della coscienza europea. Ma andremo al centro della proposta cristiana, l'evento della incarnazione, anzi più precisamente la persona di Gesù, Verbo incarnato. Partiamo allora da una domanda che Gesù stesso fece, anzi in realtà in due domande che Gesù fece. La prima dice: chi dicono gli uomini che io sia? La seconda: ma voi chi dite che io sia? Dunque, a riguardo di Gesù, sono, già durante la sua vita, possibili e sono state date due risposte. L'una si rifà a ciò che gli uomini di lui in genere dicono. Il mondo è pieno, dice Dostoevskij, di queste risposte. L'altra ad una particolare, rivolta ad una particolare comunità di uomini, indicati col termine i discepoli, voi. Anche ad una prima lettura del testo evangelico risulta subito una differenza molto profonda fra le due risposte. La prima classifica Gesù come
uno dei profeti. La seconda lo pone in una singolarità incomparabile, unica, assoluta. Tu sei uno dei profeti. Tutta la questione si risolve in queste due risposte. La questione Gesù di Nazareth è veramente questa. Di fronte a lui, è vero ritenere che egli è uno dei, oppure che egli è il destino eterno dell'uomo, come il cristianesimo ne propone la chiarificazione e la soluzione, dipende dal porsi in relazione con Gesù di Nazareth, o come uno dei, oppure come Però a questo punto procediamo nella nostra riflessione cercando la risposta a due domande. La prima: ma è vero che la proposta cristiana si esibisce precisamente come la proposta di Gesù di Nazareth, non come uno dei profeti, ma come il Figlio del Dio vivente? Prima domanda. Ma Gesù che cosa pensava di se stesso? L'una o l'altra? Prima domanda. La prima domanda in fondo riguarda ciò in cui credono i cristiani, l'oggetto della fede dei cristiani. Chi frequenta l'Eucaristia festiva non ha difficoltà a dire ciò in cui crede. Ogni proposizione del simbolo della fede esprime una verità riguardo a Dio, riguardo a Gesù Cristo, riguardo alla Santa Vergine, riguardo all'uomo. Ma noi ci stiamo chiedendo se nella intenzione di Dio che ci ha parlato, e dunque rispetto alla nostra fede, tutte le verità rivelate hanno la stessa importanza. Oppure se ne è stata rivelata una che occupa il posto centrale e dà unità al tutto. Qui bisogna che prendiate per un momento coscienza di un presupposto, senza del quale questo tipo di questa domanda non sarebbe ben compresa. Noi presupponiamo che la rivelazione divina ha un carattere storico, si è evoluta nel tempo, ha avuto un inizio, una progressione e un punto in cui essa si è detta in maniera completa e definitiva. La domanda è di sapere se, considerando l'insieme della rivelazione divina, è possibile individuare se esista una meta verso cui tutta la rivelazione si muoveva e tendeva. Il centro della rivelazione e quindi della fede cristiana è questo termine verso cui tende la rivelazione nella sua totalità, nel suo divenire storico. Ebbene, il centro della fede cristiana, l'oggetto principale della fede cristiana, perché è il termine ultimo verso cui tutta la rivelazione si muoveva, è Gesù, Figlio di Dio e Dio come il Padre,
mandato dal Padre perché lo riveli all'uomo e questi, l'uomo, abbia la vita eterna. Non possiamo ora percorrere tutte le pagine del Nuovo Testamento al riguardo, ma mi limito alle seguenti osservazioni. Fin dall'inizio Paolo chiama la proposta cristiana semplicemente così: il Vangelo di Cristo, cioè che ha per oggetto, per contenuto Cristo, espressioni simili. Paolo descrive sempre la sua conversione semplicemente come un incontro con Cristo che cambia totalmente l'orizzonte della sua vita. Ciò che ritenevo un guadagno è diventato una perdita, dice a un certo momento. Cambiato l'orizzonte della vita. Ancora, sempre Paolo, una persona diventa cristiana credendo in Cristo. Paolo. Tutto il Vangelo, secondo Giovanni, è scritto per mostrare precisamente chi è Gesù e quale è la sua opera in relazione al Padre e all'uomo. E tutta la narrazione che Giovanni fa può essere riassunta in questo modo. Dio ha donato il suo Figlio, il Verbo fatto carne, perché ogni uomo potesse entrare in possesso della vita eterna, cioè della stessa vita di Dio. Come vedete, al centro della proposta cristiana non sta una dottrina, non sta una morale. E ciò che è chiesto ed offerto all'uomo quando gli viene proposto il cristianesimo non è in primis un cambiamento della sua visione del mondo o un impegno morale, è di rapportarsi ad una persona. Il resto è tutta una conseguenza. È facile allora a questo punto notare la differenza profonda fra la prima risposta, uno dei profeti, e la seconda, il figlio del Dio vivente. Perché se fosse vera la prima, uno dei profeti, quando ti viene proposto il cristianesimo, ti verrebbe proposto di accettare la dottrina di un profeta in quanto è dottrina divina, ma non di porti in relazione col profeta, che è un puro strumento, come avviene in tutte le religioni, in tutte. La persona del profeta, svolto la sua missione, scompare e ti viene chiesto l'accettazione della sua dottrina o della sua proposta morale. Se invece è vera la seconda, il figlio del Dio vivente, è il rapporto con Gesù la scelta definitiva, decisiva. Cari amici, non rifletteremo mai abbastanza su questo, mai abbastanza. Allora ci eravamo chiesto, in fondo, in che cosa crede veramente il cristiano? Nel credo ci sono tanti, abbiamo detto però attenzione, c'è un centro. Il centro è la persona di Gesù. La persona di Gesù è colui col quale mi è chiesto di entrare in rapporto. Questo è il cuore del cristianesimo. Ma ci eravamo fatti anche una seconda domanda. Ma
Gesù cosa pensava allora di se stesso? Che coscienza aveva di se stesso? Abbiamo iniziato con la domanda che egli rivolge a noi: voi chi dite che io sia? Ed ora noi rivolgiamo a lui la domanda: ma tu chi sei? Ma chi dici di essere? Nel momento più intenso del processo che Pilato fa a Gesù, a un certo momento Pilato chiede: ma tu, ma di dove sei? Pilato lo sapeva che era un Galileo, tant'è vero che lo manda per giurisdizione al re Erode. Ma tu di dove sei veramente? La risposta che ora cercherò di dare, dunque, che coscienza Gesù aveva di se stesso. Che cosa dici di te stesso? Ma tu di dove sei? La risposta che cercherò di dare è di importanza fondamentale, quindi, per la nostra riflessione. Dobbiamo allora procedere nel modo più semplice possibile. Vi prego di avere molta attenzione a questo punto. Prima di tutto, dove cercare la risposta? La risposta non possiamo che cercarla che nei 4 Evangeli. Infatti, per sapere chi sia una persona, non fisicamente presente o addirittura non contemporanea, non ho altra via che ricorrere alla documentazione storica per verificare se in essa troviamo la risposta diretta alla nostra domanda: chi dici di essere? Io sono? Oppure da dove vieni? Io vengo da. Oppure indiretta. So che quale coscienza uno ha di se stesso dal modo con cui parla, da ciò che dice, da come si comporta, da che cosa fa anche nei nostri rapporti con le altre persone umane. Ebbene, il cristianesimo, come vi dicevo e ripeto, si è sempre presentato dall'inizio come la proposta di un incontro, di un'amicizia con una persona concreta in carne e ossa, Gesù di Nazaret. Se per la proposta cristiana il centro è il riferimento ad una persona, la persona di Gesù, e non ad una sua immagine, ad una sua dottrina, se questa persona sfuma nella incertezza e sbiadisce fino al punto di non possedere più alcun contesto preciso, stavo per dire alcuna carnalità, la proposta cristiana diventa irragionevole e perfino impossibile. Non si è amici di uno che non si sa chi sia. In questo caso il cristianesimo avrebbe solo una via per autolegittimarsi: o proporsi come una dottrina religiosa, o come una morale, o come un'agenzia di pronto soccorso sociale nella spietata società attuale, cosa che in questi decenni sta purtroppo spesso, puntualmente accadendo. Ma ciò che è proprio della fede cristiana è affermare che la nostra salvezza è operata da fatti storici, accaduti in un tempo preciso e in un territorio determinato. Sono quei fatti che hanno operato la nostra salvezza eterna, perché di quei fatti il protagonista era Dio stesso. Se questi fatti sbiadiscono, sono messi da parte, la fede cristiana diventa
qualcosa d'altro. La conseguenza è logica a questo punto. La fede esige anche la ricerca storica su ciò che è realmente accaduto in quel luogo, in quel tempo, a riguardo di Gesù di Nazaret. E infatti, soprattutto e non a caso, accennerò più avanti su questo, a partire dall'Illuminismo, i 4 Evangeli furono consapevolmente sottoposti allo stesso trattamento di altri testi antichi. Vennero cioè esaminati col solo metodo storico e critico, quale è stato elaborato dalla scienza storica moderna. È un metodo storico, perché cerca di individuare i processi storici attraverso cui si sono formati i Vangeli, descrivendone le varie tappe. È un metodo critico, perché si serve di criteri scientifici il più possibile obiettivi nell'analizzare la varia formazione della narrazione. Cari amici, qual è stato il risultato di questa ricerca di Gesù, fatta a partire dai testi evangelici sottoposti alla metodologia storico-critica? Il risultato sarebbe che sappiamo ben poco di certo su Gesù e che solo in seguito la fede della sua divinità ha plasmato la sua immagine, cioè il Cristo creduto ha generato quel Cristo storico di cui parlano i Vangeli e non viceversa. A questo punto qualcuno potrebbe pensare, ma queste sono questioni in fondo per competenti, non riguardano tutti. Non è così, cari amici, perché quella impressione, sappiamo ben poco di certo su Gesù, nel frattempo è penetrata profondamente nella coscienza di molti cristiani. E la situazione che si è creata è stata per tanti aspetti devastante nella coscienza di fede dei fedeli, sottoposti perfino nella predicazione domenicale a sentire dal prete le ultime ipotesi della interpretazione storico-critico della pagina evangelica appena letta. Succede anche questo. Dobbiamo allora espellere dalle nostre comunità, o comunque ignorare questa metodologia? La risposta è duplice. Non possiamo rifiutare questo metodo. Da solo non è assolutamente capace in grado di farci conoscere il Gesù della storia, Gesù
nel carne e ossa, nella sua vita, perché non può essere rifiutato. Nel suo libro intervista Luce del mondo, il Santo Padre Benedetto XVI dice: se crediamo che Cristo è storia autentica e non un mito, la testimonianza di Lui deve essere accessibile, anche storicamente. Anche storicamente. Sapete che il Santo Padre ha scritto un libro di 2 volumi, e sta arrivando anche il terzo, proprio per affrontare questa situazione. Ora, che un Papa dedichi tanto tempo a scrivere un libro su questo problema, su questa tematica, significa che su di esso la Chiesa ha estremamente bisogno di essere aiutata. Ma andiamo avanti. Nella prefazione al primo volume, sempre il Santo Padre dice: per la fede biblica è fondamentale il riferimento a eventi storici, reali. Essa si fonda sulla storia che è accaduta sulla superficie di questa terra. Il factum historicum, il fatto storico, per essa non è una chiave simbolica che si possa sostituire, ma il fondamento costitutivo, attenzione bene, e il Verbo si è fatto carne, continua il Papa. Con queste parole noi professiamo l'effettivo ingresso di Dio nella storia reale. Non possiamo prescindere da questo atteggiamento di attenzione consapevole ai fatti narrati nella storia di Gesù di Nazareth. Perché questo modo di leggerli però non è sufficiente? Mi spiego con 2 esempi. Se io voglio capire e gustare la pietà di Michelangelo, certamente mi è utile che io conosca la vita del grande artista, i rapporti che aveva con la cultura del suo tempo, la sua concezione dell'arte e molte altre cose ancora che precisamente trovo nei libri della storia dell'arte. Ma questo non basta. Devo in un qualche modo rivivere in me stesso quella esperienza spirituale vissuta da Michelangelo e scolpita nel marmo, un'esperienza di una tale intensità e profondità, come voi sapete, che nella prima pietà, quella di San Pietro, è stata salvata da un Papa perché Michelangelo la voleva distruggere, dicendo che non aveva espresso nulla. E la pietà Rondanini non è mai riuscito a finirla. Cioè io devo entrare in questo se voglio capire veramente. Facciamo un altro esempio. Immaginiamo che la lettera inviata da un fidanzato alla fidanzata, non si usa più molto, ma io sono vecchio, no? Ecco, quando faccio la catechesi ai ragazzi, che faccio questo esempio, dicono: Eminenza, si aggiorni, si usano gli SMS adesso, vero? Non si usa più la lettera, no? Dunque, immaginiamo comunque ci sia ancora qualche fidanzato che scriva qualche lettera alla fidanzata. E per un caso strano, questa lettera finisse anche nelle mani di un'altra ragazza. Quale delle due comprenderà più profondamente quel testo? Non c'è dubbio, la fidanzata. Perché non è solo una questione di sapere la lingua, di conoscere la grammatica della lingua in cui è scritta e la sintassi, il significato delle parole, la data che porta. Non è sufficiente questo.
ma la fidanzata sta vivendo ciò di cui quella lettera parla. Quindi quelle parole per lei esprimono un rapporto, una vita. Ecco dove è l'insufficienza del metodo storico-critico. Di non entrare, proprio per principio metodologico, di non entrare dentro a quella vita da cui quei testi sono nati. E questa vita è la vita della Chiesa, la vita della comunità cristiana. In sintesi, è necessario assolutamente questo accostamento storico, cioè concretamente, quando leggi il Vangelo, questo è un testo, non ho pensato di portarlo con me, ma un testo di San Leone Magno, dice: quando tu leggi il Vangelo, tu sei come se fossi lì a vedere quello che Gesù fa, a sentire quello che lui dice. Cioè è una narrazione vera, non solo delle favole. Però nello stesso tempo devi immedesimarti profondamente in ciò che ha generato, quella vita che ha generato, quel rapporto che ha generato quella narrazione. Allora in questo modo, unendo i due atteggiamenti, è possibile sviluppare uno sguardo su Gesù dei Vangeli e un ascolto di Lui che diventa un incontro, e nell'ascolto in comunione con i discepoli di tutti i tempi giungere alla certezza della figura veramente storica di Gesù. Dunque il Gesù della storia non come oggetto di una storia passata, ma come una persona da incontrare nel Vangelo, e inoltre il Gesù dentro la storia, cioè nella tradizione viva della Chiesa. Allora, questo è l'oggetto principale della nostra fede. Per accostarsi adesso alla persona di Gesù è necessario coniugare assieme questa duplice esigenza che vi dicevo. Mettendola ora in atto molto brevemente, finalmente possiamo rispondere alla domanda: ma tu Gesù che cosa dici di te stesso? Ciò che emerge dalle parole di Gesù e dalle sue azioni, e cioè la sua affermazione circa la sua missione, la sua persona, è il suo singolarissimo rapporto con Dio. Questo appartiene al nucleo essenziale della narrazione evangelica. Questo nucleo può essere espresso nel modo seguente: Gesù Cristo, il figlio di Maria, è il figlio di Dio. Alla domanda: ma voi che dite che io sia? Pietro risponde: tu sei il Cristo, il figlio del Dio vivente. Camminiamo un po' adagio, Tutta la vita di Gesù, le sue parole e le sue azioni, testimoni in modo inequivocabile che egli vive in un rapporto singolare, incomparabile con il Dio di Abramo, di Isacco, di Giacobbe, con il Dio che si è rivelato al Sinai. Egli lo chiama il Padre mio. La cosa colpì talmente i suoi contemporanei che i Vangeli ci hanno perfino conservato la parola con cui Gesù si rivolgeva a Dio nella lingua parlata. Solo chi aveva coscienza di essere figlio unico di Dio poteva chiamarlo in quel modo. Non solo, ma la proclamazione di Gesù come figlio di Dio
appartiene e non poteva essere diversamente alla prima predicazione apostolica. Paolo inizia così la sua lettera ai Romani. Il Vangelo di Dio circa il suo Figlio. E tanti altri testi che ora per brevità non cito. Il Vangelo poi, secondo Giovanni, afferma ancora più chiaramente: il Padre è in me e io nel Padre. Io e il Padre siamo una cosa sola. È accaduto dunque che un uomo di nome Gesù, figlio di una donna di nome Maria, si proclamasse a parole e nei fatti di essere il figlio unico di Dio e in questo senso di essere egli stesso Dio. Possiamo dire la stessa cosa nel modo seguente: è esistito un uomo che aveva la coscienza di essere il figlio unico di Dio come il Padre Dio. Ancora, Gesù conosceva la sua missione, la ragione per cui viveva in questo mondo: annunciare il regno di Dio e renderlo presente nei suoi atti e nelle sue parole, perché l'uomo rincontrasse Dio. E a Gesù, almeno da un certo momento in poi, diventa chiaro che tutto questo esige il sacrificio della sua vita, che egli era venuto per dare la sua vita per molti. Qui siamo in un altro nucleo essenziale della fede cristiana. La prima predicazione apostolica ha sempre connesso la missione di Gesù con la nostra salvezza. Gesù, il figlio unico del Padre, è stato inviato per renderci giusti, seconda lettera ai Corinzi, per renderci figli mediante lo Spirito, lettera ai Romani. Solo la coscienza di essere il figlio del Dio vivente rende possibile la consapevolezza di essere inviato perché anche noi ricevessimo l'adozione a figli. E qui aprite bene le orecchie, cari amici. La coscienza che Gesù aveva di essere inviato per la salvezza di tutti gli uomini implica un fatto misterioso. Gesù conosce e ama ciascuno di noi personalmente. Ciò che scrive Paolo: mi ha amato, ha dato se stesso per me. È vero di ognuno di noi. E ci sono anche delle parole di Gesù che vanno in questo senso. Nel Vangelo secondo Luca egli esprime l'insieme della sua vicenda terrena e il suo profondo significato con l'immagine di chi serve a tavola, non di chi sta a tavola. È un amore che scandalizza, perché trasgredisce consuetudini e tradizioni. Riceve tutti e sta in compagnia degli odiati pubblicani. Si lascia baciare i piedi da una prostituta. Rimprovera chi da lui allontana i bambini. Ha una struggente compassione per gli ammalati, per ogni ammalato. Questo mistero si trova nel cuore della nostra fede, l'inclusione di ogni uomo in questo amore eterno con cui Dio ha amato tanto il mondo da mandare il suo Figlio unigenito. Ancora, per realizzare la sua missione salvifica, Gesù ha voluto riunire tutti gli uomini in vista del regno e convocarli a sé. A tale fine Gesù ha compiuto atti concreti, la cui sola interpretazione possibile, se presi nel suo insieme, è la preparazione della Chiesa, che sarà costituita
definitivamente all'epoca degli avvenimenti della Pasqua e della Pentecoste. È dunque necessario affermare che Gesù ha voluto fondare la Chiesa. Su questo punto non mi fermo, lo riprenderò brevemente fra poco. Alla domanda dunque di Gesù, ma voi chi dite che io sia? Sulla base di questo approccio ai Vangeli che vi dicevo, sulla base di come Gesù, fra virgolette, trattava il Dio di Abramo, di Isacco e di Giacobbe, su come Gesù sentiva, interpretava la sua missione e la sua morte, su quello che Gesù ha posto come inizio di quello che sarà poi la Chiesa, sulla base di tutto questo, alla domanda ma voi chi dite che io sia? Dobbiamo rispondere: tu sei il Figlio di Dio e Dio come il Padre, inviato dal Padre a salvarci mediante il dono della tua vita sulla croce e la tua risurrezione, perché tu hai amato e ami ciascuno di noi di un amore divino e umano nello stesso tempo. Fermiamoci ora un momento per come risentire dentro di noi quella sorta di shock, di trauma spirituale, Gesù lo chiamava lo scandalo, di fronte a questa proposizione che ho appena pronunciata. L'uomo Gesù è Dio, venuto ad abitare fra noi. Per aiutarvi in un qualche modo a essere, dico proprio la parola, traumatizzati da questo, vi aiuterò con 3 testi. Il primo è di un pagano, di nome Celso, che per primo scrisse, fu il primo, una completa e ragionata confutazione del cristianesimo, probabilmente redatta nel 178 circa. Il secondo è di un padre della Chiesa, il terzo di un pensatore moderno. Il primo, dice Celso: questa è la pretesa dei cristiani. Un Dio o un figlio di Dio è disceso. Idea così vergognosa che non c'è bisogno di un lungo discorso per confutarla. Idea così vergognosa. Ma quale scopo avrebbe dovuto proporsi Dio per una tale discesa? La nostra salvezza? Vi risentite la predicazione antica, no? Dei cristiani. La nostra salvezza. Ma gli è forse impossibile salvarci mediante la sua divina potenza senza venire lui stesso qui in mezzo a noi? Dio deve stare fuori, se no non è Dio. Ciò che dicono i cristianesimi, ciò che dice il cristiano è vergognoso. Non ci vogliono molte cose, dice, per capirlo. È indegno di Dio, vuol dire questo,
Infatti voi sapete che una delle accuse che facevano ai cristiani dei primi tempi era che erano degli atei. Cioè, non sapevano neanche di che cosa stavano parlando di Dio. Secondo testo, questo di un padre della Chiesa. Oh, dice, insolita unione, oh mirabile mescolanza, colui che è nasce, colui che non è creato viene creato, colui che è incomprensibile viene compreso dentro al grembo di una donna, colui che arricchisce conosce la povertà. Si fa povero infatti dalla mia carne, affinché io possassi arricchirmi della sua divinità. Colui che è pienezza diventa vuoto, si svuota infatti per breve tempo della sua gloria, perché io possa partecipare alla sua pienezza. Questo è San Gregorio di Nazianzo. E arriviamo al pensatore moderno. Di fatto dice, dal fatto che c'è la differenza infinita di qualità fra Dio e l'uomo, nasce la possibilità dello scandalo, che dal cristianesimo non può essere eliminata. Per amore Dio diventa uomo dicendo, ma vedi che cosa vuol dire essere uomo? Ma egli aggiunge subito, guarda bene, perché io sono nello stesso tempo Dio. Beato chi non si scandalizza di me. Io e il Padre siamo una cosa sola, ma guarda bene che io sono questo singolo povero uomo, bisognoso, povero, abbandonato, tradito dai suoi amici, lasciato in balia degli uomini. Beato che non si scandalizza di me. Così Søren Kierkegaard. Ed è proprio questo scandalo che la ragione illuministica di tutti cui più o meno siamo figli ha voluto eliminare, giudicando l'avvenimento da cui ha origine, il Verbo di Dio si è fatto uomo, incapace di svolgere la sua funzione, diciamo. Questo è un punto molto importante, è l'ultimo punto un po', dopo poi ormai andiamo verso la fine. Gesù di Nazareth, la sua vita e le sue parole, la sua morte e la sua risurrezione sono un fatto storico e quindi circoscritto dentro a delle precise coordinate di spazio e di tempo, come ogni fatto storico. Non è un mito, una favola. Orbene, la proposta cristiana lungo i secoli ha detto in tutti i modi, attenzione amici, questo fatto non ha solo un interesse storico, come possono averli altri fatti coevi, l'imperatore Augusto, l'impero romano, eccetera. Ma attenzione amici, dal rapporto che tu istituisci con esso dipende interamente la tua salvezza eterna, perché questa storia è la storia di Dio che vuole salvarti. Il cristianesimo quindi è una novità assoluta nella vita dello spirito. Perché? Primo, afferma che Dio è apparso nel tempo, nella persona di Gesù. Secondo, che l'uomo si salva non nel tempo, ma per l'eternità, mediante una decisione, la scelta di Dio, che egli deve fare nei confronti di quel fatto storico. Ed è esattamente questo che la ragione illuministica, di cui, ripeto, siamo più o meno figli tutti, ha radicalmente rifiutato. Radicalmente. Il rifiuto è stato formulato in una formulazione che poi diventerà proprio famosa, dal filosofo Lessing, secondo il quale è impossibile, cito, passare
mediante quelle verità storiche, Gesù è nato, Gesù è il figlio di Maria, Gesù è morto, passare da quelle verità, mediante quelle verità storiche, ad una classe completamente diversa di verità. È Dio. Quell'uomo lì sulla croce è Dio. E pretendere, dice, che io modifichi in conformità a questa verità, dice, tutto il mio modo di pensare, tutto il mio comportamento. Cioè, in fondo qui si dicono tre cose. Primo, un fatto storico non può fondare una salvezza eterna. Secondo, un fatto storico non può interessare di più che la scienza storica o la narrazione storica. Terzo, non si può costruire una felicità eterna su un fatto storico. Questa, amici, è la grande contestazione che in un modo o nell'altro oggi viene fatta alla proposta cristiana. Ora, a queste tre domande si può ragionevolmente rispondere invece affermativamente, perché a ciascuno io faccio un'aggiunta. Si può dare un punto, un fatto storico può essere il fondamento per una salvezza eterna? Sì, perché quel fatto storico è la presenza di Dio in mezzo a noi. Questa aggiunta, perché è la presenza di Dio, non nega, non supera, non fa diventare mito il fatto storico stesso, lo prende in tutta la sua realtà carnale, ma nello stesso tempo dice quel fatto storico è assolutamente unico, perché è la rivelazione di Dio medesimo. È Dio stesso che vive quella storia. Chi è che opera questa aggiunta? Chiamiamola così. È ciò che noi chiamiamo la fede. Essa, pertanto, la fede, attinge quello che abbiamo visto essere il centro della proposta cristiana, il Verbo di Dio fattosi uomo che ci dona la sua vita divina. Si ama parlare di salto della fede come un salto. Come sempre l'uso della metafora può essere utile, però attenzione, anche pericoloso. Se quando si dice la fede è un salto, si intende dire che si va oltre la storia di Gesù, se essa, la storia di Gesù, diventa alla fine solo l'occasione che viene data alla ragione di speculare su Dio, sull'uomo, sul mondo, se sempre la storia di Gesù è ridotta semplicemente ad una esemplificazione di comportamenti, dire allora, se lo diciamo con questo senso, che la fede è un salto, significa semplicemente negare la proposta cristiana nella sua essenza. Ancora, se si intende dire ancora, quando si parla di che la fede è un salto, che la fede non può esibire nessuna giustificazione di fronte alla ragione, che non si dà nessuna legittimazione di quella parola all'infuori della stessa parola stessa che viene letta, no? La quale si autolegittima semplicemente come appello alla tua libertà. O credi o non credi, non c'è nessun'altra cosa. Allora si rende la fede un atto disumano, perché lo si rende un atto irragionevole. Dio mi può chiedere tutto, ma non di essere irragionevole.
perché non mi può chiedere di non agire umanamente. Se invece si intende dire che la fede non è causata dall'evidenza di tutto ciò che la proposta cristiana dice, non è causata dalla evidenza che il fatto della rivelazione in Gesù sia accaduto, non è costretta dalla conclusione di un ragionamento costringente, ma che la fede ha delle ragioni per cui la decisione di credere è consentanea alla mia natura di persona ragionevole, allora questo è vero. La fede in questo senso è anche un salto. Mi spiego con un esempio. Immaginiamo che un ragazzo dica a una ragazza: io ti voglio bene, ti amo, desidero condividere con te tutta la mia vita. Di fronte a questa proposta, la ragazza ha solo 3 possibilità di rispondere. Di risposta. Prima risposta: questo io lo conosco bene, avrà già detto così a 1000 altre ragazze. Non è affidabile. Mi sta dicendo il falso. Ciò che mi dice non è vero. Secondo tipo di risposta: lo conosco bene questo ragazzo. È un ragazzo onesto, non inganna quando dice una cosa, però mi dispiace, come si dice oggi, vero, non è il mio tipo. Cerco altro. Oppure terzo: non mi inganna, lo conosco abbastanza per dire che non mi inganna e mi sento davvero attratto verso di lui e mi fido di ciò che mi sta dicendo. La prima è l'incredulità. Tutto il cristianesimo in fondo è un imbroglio, nella sua essenza. Che bella favola, molto bella, ma è una favola. La seconda risposta è di coloro che il Santo Padre chiama sempre gli abitanti del cortile dei gentili. Sono coloro che stanno nel cortile dei gentili, che capiscono la ragionevolezza di questa proposta, che vedono anche storicamente che cosa questa proposta ha fatto, che vedono con terrore una sua scomparsa dalla nostra società, ma sono nel cortile dei gentili. Non è fatto per me. Mi ricordo a uno di questi gentili che mi scrisse una volta una lettera bellissima. Io gli ho risposto solo così: caro amico, non sei lontano dal regno di Dio. Lui mi ha controrisposto, ha detto: ma non riesco ad entrarci. Terza invece risposta è la fede. Ha senso allora dire, cioè di fronte a una proposta di amore accettata, non posso spiegarla razionalmente fino in fondo, perché se la spiego razionalmente la renderei una necessità, cioè non è più amore. In questo senso la fede è al contempo ragionevole ed è libera. Credere significa allora ritenere vero che Gesù è il Verbo di Dio fattosi carne per la nostra salvezza.
credere perché mossi da una decisione libera che è ragionevole. Siamo all'ultimo punto. Vedete, tutto questo che vi ho detto, alla fine però arriva un punto, arriva un nodo, che è il seguente. E su questo l'illuminismo aveva visto bene. Poiché voi cristiani dite che il cristianesimo è un rapporto reale con una persona vissuta in altri tempi, quindi un reale, non solo un rapporto pensato, non solo un rapporto invocato, non solo un rapporto commemorativo, reale, con la sua persona. Allora il problema del cristianesimo diventa questo. Cristo può essere nostro contemporaneo, e ognuno di noi può essere contemporaneo a Cristo, cioè la contemporaneità fra Cristo e ogni persona umana, io, Monsignore, Sua Eccellenza, voi tutti, ciascuno di voi, e la contemporaneità di Cristo a me e di me a Cristo, alla fine è la questione decisiva della mia salvezza. Voi capite, se il cristianesimo fosse una dottrina, questo discorso non avrebbe senso, perché direi c'è un libro, lì c'è la dottrina, leggilo. Per essere un platonico non devo essere contemporaneo di Platone, leggo i suoi dialoghi, studio i suoi dialoghi. Ma è lui, la sua persona, abbiamo continuato a dire questa sera. Cioè la sorte di Gesù dipende dalla sua contemporaneità a noi e quindi dalla possibilità a noi di diventare suoi contemporanei. La risposta a questa domanda è la seguente: la possibilità di incontrare realmente Gesù nella sua persona è la Chiesa. Nella Chiesa è possibile essere contemporanei di Gesù. Per quale ragione? Perché Gesù stesso ha istituito il sacramento che rende perennemente presente il suo evento di salvezza, l'Eucaristia, la presenza reale di Cristo nell'Eucaristia. È tutto per la Chiesa. Se si tocca quello, si tocca tutto il cristianesimo. Perché ancora egli, Gesù, ha istituito un collegio di uomini, una comunità, il collegio apostolico, che custodisse integra la fede di quei fatti, di quell'evento di salvezza, da credere e da vivere, e li ha dotati al riguardo di un particolare carisma di verità. Perché ancora mediante la celebrazione dell'Eucaristia e la successione apostolica, lo Spirito di Gesù edifica la comunità, rendendo possibile in essa il segno, i due grandi segni per me di questa contemporaneità di Cristo. Questi due grandi segni per me sono la verginità consacrata e la santità. La verginità consacrata, perché è la testimonianza di una presenza detta con il linguaggio della carne. Che ti dice quel corpo virginale, quella persona virginale, ti dice: Cristo è una presenza così attraente, splendente, imponente, no? Che merita di essere amato da me con cuore indiviso. Voi sapete che la verginità cristiana presso i pagani, i primi tempi, era qualcosa che li sconvolgeva. Era la testimonianza della presenza, secondo i santi.
i santi. Davanti allo splendore dei santi, tutte le miserie che ci sono che nella Chiesa sono come la neve davanti al sole, scompaiono. Qui mi fermo, perché capite che qui sarebbe tutta un'altra... Sì, bisognerebbe aprire un altro capitolo. Senza la Chiesa, vedete, Gesù finisce per ridursi sempre ad una idea o a un sentimento, incapace di salvarci, per quanto possono essere queste idee o sentimenti attraenti. In fondo alla domanda da cui siamo partiti, ma voi chi dite che io sia? Comporta sempre la domanda, ma voi chi dite che sia la Chiesa? Concludo con 3 brevi osservazioni. La prima: tutto ciò che ho detto circa il fatto storico di Gesù può anche essere accettato, e in realtà oggi ben pochi sono coloro che in blocco lo rifiutano, sono ben pochi. Ma se quel fatto è ridotto al passato storico, non ci dice più nulla. Secondo, questo lo ho visto bene uno dei più grandi poeti, secondo me, del secolo scorso, Eliot, quando scrive così. Quella, comincia adesso la citazione, momento nel tempo e del tempo, un momento non fuori dal tempo, ma nel tempo, in ciò che noi chiamiamo storia, sezionando, bisecando il mondo del tempo, un momento nel tempo, ma non come un momento del tempo. E quel momento diede il significato a tutto il tempo. Infine e soprattutto, è stato un discorso un po' lungo, forse a volte un po' faticoso, ecco, in fondo vero, questo è così, ve l'avevo detto fin dall'inizio. C'è però un modo semplice per vivere integralmente l'avvenimento cristiano e per immunizzarlo da ogni insidia mortale, destoricizzarlo, da ogni insidia mortale. Sapete qual è questo modo semplice? La devozione alla Madonna. Se si vuole evitare che la proposta cristiana diventi dottrina, cioè un'astrazione, perché le astrazioni, cari amici, non hanno bisogno di una donna che le porti in grembo per 9 mesi. Grazie. Ci viene ora offerto un breve momento di riflessione dalla Cappella Civica diretta dal Maestro Marco Sofianopoulo, che eseguirà l'introito della Messa in Cena Domini, sempre del Maestro, di null'altro mai ci glorieremo.
Grazie Eminenza, grazie di cuore. Abbiamo capito che lei è un grande teologo, ma soprattutto che è un innamorato di Gesù. Grazie veramente. E per esprimere la nostra gratitudine volevo farle questo dono. Qui nell'archivio capitolare, nell'archivio del nostro capitolo, è custodito l'unica copia del breviario di Aquileia. Certo, ecco, è una cosa straordinaria che noi abbiamo ripubblicato e con un commento, eccoci, e quindi grazie di cuore, Eminenza. Eccellenza, sono davvero commosso di questo dono, che voi sapete questi sono libri che concretizzano secoli, vero, di preghiera. Di preghiera. Preghiera cristiana, di fede in Cristo, no? Ecco, quindi è una cosa... Non sapevo questo, che avevate l'unica copia. Sì, miniata, sì. Non sapevo. Eccoci. E la prima miniatura, Eminenza, vede? Guardi bene cosa facevano i monaci. Eccoci. C'è un coniglio, perché il monaco quando, bestiario medievale, quando cominciava a pregare doveva imitare il coniglio, la docilità del coniglio quando uno si metteva di fronte a Dio. Grazie di cuore, Eminenza. Regalo, Eminenza. Regalo.